Sì, grazie Luca e buongiorno a tutti e a tutti voi. Noi recentemente abbiamo diffuso questi dati a livello nazionale che purtroppo ci hanno fatto toccare con mano quanto il problema si è esteso anche ad altre regioni italiane. E d'altra parte abbiamo assistito, come diceva proprio Luca, a un film già visto. L'avete visto anche voi in questi anni qui. Prima si tende sempre tutto a minimizzare, ma poi si prende consapevolezza di un problema. Se non ci fosse alcun tipo di ripercussione non saremmo qui davanti, non ci sarebbe un processo. Un processo che è importante perché è inutile che sottolinei come decine di migliaia di persone in questi territori sono state vittime di quella che a tutti gli effetti può essere definita una violenza ambientale. Qui si sono perpetuati crimini ambientali e le persone purtroppo sono state soggette a condizioni di vita che non possono probabilmente essere definite degne. Il diritto a un ambiente sano e non contaminato, il diritto all'acqua pulita, al cibo privo di inquinanti, questi sono stati negati in questi anni. Io però vorrei sottolineare anche su alcuni temi che sono fuori da questo processo e sono macchie indelebili sull'operato degli enti pubblici. Oggi sappiamo che il sito di Miteni continua ancora ad inquinare perché alcuna bonifica è stata messa in atto. Sono passati più di 10 anni dalla scoperta di questo inquinamento e il fatto che non si sia agito all'origine del problema è qualcosa di gravissimo su cui bisognerebbe immediatamente rimediare. L'altro aspetto su cui vorrei soffermarmi è un'altra questione ancora grave. Oggi noi non sappiamo quale sia la reale portata della contaminazione da PFAS negli alimenti coltivati nei territori, coltivati, prodotti. Questa mancanza, che non ci dà una fotografia chiara, non aiuta la popolazione locale a orientarsi con i propri acquisti, ma potenzialmente espone decine di migliaia di persone a un inquinamento che può avvenire attraverso il consumo di alimenti provenienti da questi territori, ma non solo popolazione italiana, anche estera e anche di altre nazioni europee. Su questo purtroppo ci siamo scontrati in questi più di 10 anni con un muro di gomma da parte delle istituzioni e su questo è fondamentale un cambio di passo, perché noi possiamo avere anche una giustizia, e ce l'auguriamo, nelle aule del tribunale, però alcuni nodi vanno risolti dalla politica. La politica deve fare il proprio lavoro, deve consentire alle persone l'accesso a diritti minimi essenziali, tra cui quello di vivere in ambiente pulito e accesso ad alimenti privi di questi inquinanti. Grazie. Grazie Giuseppe. Adesso chiamo